Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Ciao Natalia, siamo a giugno, è iniziato giugno e giugno protagonista dell'introduzione di questo contenitore pop di lunedì 1 giugno. Siamo anche al centro di un ponte non lunghissimo, ma che sicuramente vede molti padani, molti italiani al mare, perché la temperatura si è alzata notevolmente. Ma la scaletta è ricca, più del ponte. E allora, dopo aver parlato di questo cammino verso il solstizio del mese di giugno fra sacro e profano, parleremo di due feste sagre che la prima diciamo è impostata sul buon cibo, e ve la raccomando in modo particolare il 7 di giugno tutti a Varzi, perché si festeggia il salame di Varzi, il salame più buono del mondo. Poi la seconda sagra invece ha un'impostazione in sintonia con quello di cui abbiamo già parlato per altre due feste che sono state sul territorio lombardo. Stanno abbondando questo tipo di feste di ispirazione medievale. C'è stata Camelot e naturalmente Vichinga e in corso. Adesso il 15, il 12, 13, 14 giugno Strigarium, dedicato alle streghe. Vedremo un po' il perché e il per come di tutto quello che sta avvenendo in questo settore. Ma la grossa novità che diciamo potrebbe riguardare un ceto ovviamente potenzialmente adeguato all'acquisto, ma non è solo una questione di compravendita, è una questione di estetica, e la cultura popolare non può esimersi dall'esprimere un suo giudizio sulla Ferrari Luce. La Ferrari Luce è la nuova produzione che supera ogni immaginazione. Il colore non è più rosso ma azzurro e il disegno è degno di un'opera da intelligenza artificiale. Molti l'hanno criticata e la criticheranno perché non apparterebbe più alla tradizione Ferrari. Ma c'è da registrare un'altra morte illustre del Zeu di Araia, la incredibile attrice. Lei si proclamava somala, ma in realtà era eritrea di origine, che venne in Italia e spopolò con i primi film, diciamo così, a sfondo erotico degli anni 70. La cosa più interessante è che proprio Zedeo Araia veniva proposta come anti-Marilyn Monroe. Capiremo perché. Una nota sui cavalli imbizzarriti di Roma. Nel preparare la festa della Repubblica, che ovviamente si celebrerà domani, ma ha bisogno di ore e ore intense di allenamento, sono scappati i cavalli che hanno percorso tutto Cristoforo Colombo inorridendo Roma. Ma c'è forse un perché nascosto che va valutato. Cavalli imbizzarriti si dice per dei fuochi d'artificio che hanno sentito. La cultura pop è chiamata a giudicare tutto questo, anche tutto questo. Ma c'è di peggio, ovviamente, e riguarda gli esseri umani più che i cavalli. Ed è appunto il fatto che questo tribunale sommario che riporta il logo scimitarra e martello, non c'è secondo me un'espressione più chiara di questa nel 2026, ascoltatemi bene quelli che non sono a puciare il sederino nel Mar Tirreno, Mar Ligure, Mar Adriatico, Mar Ionio o Mar di Sicilia. Ebbene, hanno deciso, il tribunale sommario di Scimitarra e Martello ha deciso che i due figuri, loschi figuri di Francesco De Gregori, forse il più grande cantautore italiano di tutti i tempi, secondo il mio parere, ma questo lo dissi in tempi non sospetti, e lo scrittore Henry De Luca, che nulla a che fare ovviamente con il De Luca governatore in Campania, ma il cognome lì è molto diffuso, Henry De Luca, entrambi tendenzialmente di origine e di formazione di sinistra, non hanno fatto la dedica propal
e hanno larvatamente dimostrato con alcune argomentazioni perfette che non c'è bisogno oggi di scendere in campo in quella maniera lì, indipendente dal fatto che probabilmente loro non sono pro-PAL ma realmente anti-PAL. Subito sotto esame, sotto processo, sotto tortura. La sinistra non perdona, è abituata dai tempi di Stalin. Bilancio infine del Giro d'Italia, un Giro d'Italia che continua a concludersi a Roma, ce l'hanno scippata a Milano, Roma è ridiventata la capitale d'Italia, non nel senso, non c'è polemica banalmente leghista in tutto questo, ma il Giro d'Italia è nato, è cresciuto e che dovrà essere milanese nella sostanza e nella forma, secondo me. Poi parleremo anche di alcuni personaggi che si sono dati da fare, soprattutto gli abruzzesi, ma non basta perché il ciclismo è veramente in crisi. Allora, giugno, l'uomo in pugno il grano, in pugno il denaro, la tendenza appunto sarebbe quella di risparmiare perché poi naturalmente verranno tempi cupi, ma verso il solstizio è un lungo cammino. Parte da questi giorni che tradizionalmente sono legati appunto alla festa della Repubblica, sulla quale ritorneremo anche nei valori dei suoi 80 anni dal punto di vista della cultura pop, ma poi naturalmente sono legati ai santi, sui quali adesso ritorneremo, oggi non ne parliamo, ma che sono tutti molto importanti, e poi naturalmente si arriva a poco si entra in quella fase più propriamente estiva che riguarda il solstizio. Il solstizio, ne abbiamo già parlato tantissimo naturalmente, è un po', precediamo qua un altro argomento, la notte delle streghe, perché le streghe nel giorno del solstizio hanno agio e benessere nel poter operare, secondo la tradizione popolare, nella maniera migliore. Ma questo poi sarà evidenziato nella festa Strigarium, probabilmente, ma è una battuta la mia naturalmente che appartiene alla leggenda a volte è più vera della verità. Il solstizio in realtà è una questione di tempo. Stamattina sentivo il grandissimo Antonino Danna che celebrava la danza degli astri del cielo. Ecco, il solstizio altro che non è una danza tra il sole e la luna. Gli altri astri sono in secondo piano, però secondo la tradizione astrologica che rimane di marca popolare, il solstizio ribattezza ogni posizione possibile, ok Antonino? Cioè se ci sono degli astri in una certa maniera il solstizio li ribattezza, perché acqua, luna e fuoco, sole sono un nuovo battesimo che ogni anno al solstizio d'estate viene celebrato. Tra sacro e profano, certo, il giugno è sacro perché è il mese del solstizio, è profano perché il grano, lo dice la parola stessa, anche nei vari dialetti d'Italia, è anche oro, è anche moneta, è anche danè, sgei, per capirci. Quindi senza grano tu non puoi vivere, come non puoi ricevere quella luce fondamentale che al solstizio comincia a declinare, ma che in realtà raggiunge proprio il 20-21 giugno la massima solarità del giorno possibile. E allora via con le feste, via con le sagre, ce ne sono tantissime. Io come al solito seleziono, diciamo 3, 4, 5 anni fa abbiamo fatto tutte le sagre possibili, le feste possibili, soprattutto di impianto religioso. Al sud sono come sempre più mirabolanti, fatti di processioni meravigliose. Al nord talora si limitano ad aspetti più, diciamo così, meno rituali e più mistici, ma in ogni caso sono sempre tutte interessanti. Però quando si tratta di mangiare scattano dei meccanismi che sono proprio il profano del mese di giugno o della cultura popolare. Ed è il caso della festa del salame di Varzi. Io non sono un grande salumofilo, nel senso che preferisco il prosciutto, se poi di San Daniele vado matto, però prosciutto cotto, prosciutto crudo, va bene, culatello di Parma, sono le cornie per la mia bocca e anche per il mio stomaco. Ma Varzi, concedetemelo, un salame come quello di Varzi non lo trovate da nessuna parte. Non che non ce ne siano di buonissimi anche al centro e al sud, ma il salame è qualcosa che è più legato a quella
a quel codice, ecco, a quella matrix, a quell'icona appunto che è proprio tipica della pianura padana e delle colline soprattutto appenniniche, dell'Emilia o dell'Oltrepò Pavese. È il caso appunto di Varzi. Intanto Varzi, chi non c'è mai stato ci vada, è un posto unico nel suo genere, ve l'assicuro. Cioè voi entrate in una convalle che esclude il resto del mondo. Ombelicus mundi, dicevano gli antichi Celti, onfalos dell'universo, Varzi. Varzi, sulla cui toponomastica ritorneremo presto, è una cittadina che nasce e si sviluppa partendo dai suoi vicoli che ancora oggi si possono ammirare del mondo medievale, è veramente un piacere degli occhi. Ma ecco, allora Varzi è dentro questa convalle al centro dell'Oltrepò Pavese, da cui poi si può andare verso sia il passo del Penice, verso a Capannette di Tei, che si trova al confine con la Liguria, o verso la zona della Valle del Curone, che si trova in Piemonte. E lì appunto in questa Ombelicus Mundi Varzi ha donato al mondo il meglio di sé, il salame. Io descrivere come un pittore o come uno scrittore il salame di Varzi non ce la faccio, perché è così pastoso, proprio si appiccica alle dita e voi leccate le dita ancora per 5-10 minuti, prima magari di prendere un bel gelatone. Delle gelaterie nella zona ce ne sono di sicuro. Varzi è appunto questa forza della natura maiala che dona al mondo la voglia di vivere, di amare, di godere, nel senso pur pagano del termine, ma l'abbiamo detto, giugno fa sacro e profano. Quindi Varzi, lì ci saranno delle bancarelle il 7 di giugno, come tutti gli anni. Ci sarà tanta voglia di passar parola, naturalmente, per tutti quelli, e arrivano persone dalla Liguria, in specie ovviamente dall'Emilia, qualcuno dalla Toscana addirittura, sulla antica onda ovviamente di chi partendo dalle signorie medievali riuscì ad arrivare proprio da sud all'Oltrepò Pavese e non da nord. Ma vedete, la Lombardia è così ricca nella sua diversità che presenta anche questa tipologia appenninica, appunto, e non soltanto alpina. Diverso discorso, completamente diverso, ma cerchiamo di capire come mai, cosa sta succedendo per Strigarium. Strigarium avrà luogo il 12, 13, 14 giugno a Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo. Ci sono delle competizioni, ci sono dei boschi sacri, delle zone a cascina dove avvengono delle feste, si simulano dei roghi, i roghi delle streghe, si cantano delle canzoni tipiche della tradizione, si fa magia. Che cosa sta succedendo? Chiediamoci, è molto importante questo aspetto. Abbiamo visto il boom di Vichinga, che si rifà naturalmente alle tradizioni usi e costumi antica soprattutto, ma eterna Scandinavia. Abbiamo visto Camelot, che è tutto il ciclo arturiano. Allora, cerchiamo di ragionarci sopra, come sempre. Ma sempre nella vulgata popolare, non era la Lega che aveva ripreso le corna degli antichi vichinghi, i Celti, andare sul Po a festeggiare la Sacra Fonte, eccetera, eccetera? No, la Lega qui non c'entra per niente. Dobbiamo ammettere che una parte della popolazione che frequenta Strigarium in Lombardia, come vedete naturalmente, perché Camelot era Cassano Magnago, che frequenta Strigarium adesso nel Bergamasco, è sicuramente una popolazione eterogenea, cioè non legata per forza a dei partiti politici. Allora c'è di dietro una forma di cultura. Ma che cultura? Perché questa cultura? Perché resiste questa cultura? Innanzitutto il Medioevo. Attenzione, noi stiamo vivendo una sorta di epoca di magia postmoderna, l'intelligenza artificiale, d'accordo? L'intelligenza artificiale, i social, gli algoritmi
ci stanno portando per mano e dicendo: ma guarda, Pierparon, no? Con quell'aria giustamente sacrosanta, veneta e triestina, è vero, guarda che puoi fare di tutto ciò, non ti mancherà niente, sesso, piacere, godimento, conoscenza, intelligenza. Già, è come no, basta fare un clic, entrare in un programma, sapere tutto, volere tutto, diventerai padrone del mondo. Achtung! Attenzione, attenzione! Esiste ancora qualcosa di pregresso ed è come la sensazione mia, ma sono sicuro che se interpellassimo gli altri conduttori della radio la penserebbero più o meno nella stessa maniera, la sensazione che la vecchia magia, la vecchia intelligenza artificiale che si faceva in un'altra maniera, a suon di pozioni magiche, stia ribellandosi a questa nuova volontà. Perché è come se dicesse: ma guardate che ci siamo noi, siamo stati prima noi, è la natura che vince, non è l'artificio, è la natura. Adesso questo tema rientra ancora con Ferrari Luce. Ma allora ecco questo risucchio verso il passato. Il ciclo di Harry Potter è stato di un successo sconsiderato, io non l'ho amato per niente, non è quello il problema, soprattutto perché la spettacolarizzazione di alcuni aspetti della magia medievale induce ovviamente a una forzatura assolutamente delinquenziale, da un certo punto di vista melensa, grottesca. Ora, in realtà, tutte queste feste in Lombardia, capito? Non in Ruanda, Burundi, in Lombardia ci stanno dimostrando un fatto fondamentale, che la vecchia guardia non cede. Ma pensate un po', il passato non passa. Ma che passato? Il Medioevo, la strega, la notte delle streghe. Ancora una volta cito Giosuè Carducci, che nelle sue mirabolanti poesie aveva parlato di tutto questo, perché aveva capito che esiste un principio inossidabile che ci riconduce sempre a quella roba lì, a quel mondo del nord e medievale che riesce a resistere anche alla mediterraneità. Ma non è più una questione, diremo così, politica, mi capite, cari ascoltatori, voi che usate come me questo linguaggio, giustamente, della dialettica fra nord e sud, dialettica costruttiva, fruttuosa naturalmente, ma qui ci troviamo di fronte, proprio perché queste iniziative spesso partono da ambienti lontanissimi da quelli politici, eccetera, eccetera, siamo di fronte a un recupero di tutto il magico in una forma strepitosa, che non c'entra neanche con la vera cultura popolare e non c'entra neanche con l'astrologia, perché di astrologia a Stregarium non ne troverete soltanto magia, che è una cosa molto diversa, intendiamoci. Parla uno che si è interessato anche di questo mondo in alcuni suoi libri. Quindi Strigarium, lo dice la parola stessa, è la festa delle streghe. Noi quante volte abbiamo parlato proprio da questa trasmissione delle streghe di Triora, perché Triora rimane un must assoluto geografico, non puoi, se ti interessi veramente di questo argomento, non puoi non passare da Triora nell'imperiese. Ma a parte, ma ce ne sono tanti altri nodi, sacri tempi delle streghe, ce ne sono in Friuli, ho già citato Friuli, in Piemonte, in Valtellina, e in altre zone c'è la noce di Benevento, chiaramente, le conoscete meglio di me. Però qui è qualcosa che diventa più ossessivo e pervasivo, nel senso che si simulano dei comportamenti stregoneschi che vengono riciclati nel 2026, diciamo, per scacciare gli esorcismi tecnologici. E questo è il punto. Noi siamo arrivati nel 2026 a un braccio di ferro fra quel vecchio mondo lì che si ripresenta furioso, ci siamo stati prima noi, abbiamo inventato noi la magia, il trucco, il divertimento più autentico, e il nuovo mondo
che ovviamente si oppone in nome di che cosa? In nome del razionalismo illuminista. No, ma sono tutte balle quelle robe là, non esistono le connessioni acausali, non esiste la psiche diffusa, non esistono le discipline di frontiera. Ma la cultura popolare ne sa più del diavolo, davvero, perché sa benissimo che queste cose non moriranno mai, sono interiture all'interno dell'animo umano. Ecco perché noi assistiamo a tutto questo a Strigarium, roghi compresi, perché, vedete, non è tanto il problema del punire l'impossibile, quanto in effetti di giocare col potere del limite, perché quel mondo lì sapeva benissimo che oltre un certo limite non si può andare e quindi in un certo senso si autopuniva. In un certo senso i roghi delle streghe, roghi che ci sono stati in tutto l'arco alpino, che sono stati sui Pirenei, che ci sono stati in alcune zone del nord Europa, e che qualcuno ha fatto risalire molto al mondo celtico, proprio perché per esempio appunto al nord Italia ne abbiamo, al sud meno, ma a parte questi aspetti, quello che voglio dire io è che quel mondo lì era in grado di capire che oltre un certo limite comunque non si poteva andare, si può scherzare con quella roba, con quel materiale, con quella realtà, e oltre non si può andare, se no diventa un vero e proprio patto diabolico. Quindi penso che a Strigarium i ragazzi non saranno traviati, potranno divertirsi, certo dovranno stare attenti ad alcuni trabocchetti, ad alcuni trucchi, ma signori, i trucchi ci sono anche nell'intelligenza artificiale. Io ho appena chiesto una notizia sul Giro d'Italia, cioè ho dovuto imbeccare io ChatGPT perché non ci arrivava, non riusciva ad arrivarci. Adesso appunto ne riparliamo verso la fine col bilancio del Giro d'Italia. Allora, se ci sono dei trucchi, delle falsità, degli imbroglietti, dei petacchi, delle brutte cosette sporche nascoste anche nell'intelligenza artificiale, allora vogliamo attribuire tutto il male alle streghe. Vogliamo rifare una nuova caccia alle streghe, basta, ne abbiamo avute troppo di caccia alle streghe, e sempre vi dico, meglio la caccia alle streghe, meglio le streghe e la caccia alle streghe di tutte le parodie infide del modo di islamizzare il mondo. Ferrari Luce. Ecco la grande novità. Il 2026 si propone come l'anno della rivoluzione Ferrari. Ferrari Luce non ha più un design tradizionale dell'automobile che tutti conosciamo, costa tantissimo, si dice 500.000 euro, beati quelli che se lo possono permettere, ma non è quello il punto, è che a partire da Montezemolo e per arrivare all'ultimo ferrarista, ferrariello d'Italia ed Europa, non c'è consenso, non c'è approvazione. Perché? Perché il design di questa Ferrari, dicono, assomiglia molto di più a un giocattolo elettronico di base virtuale e coniato dall'intelligenza artificiale, cioè non ha più nessun tratto reale che contraddistingueva appunto la carrozzeria della Ferrari. Allora, premessa anche qui, ve l'ho già detto, io non amo molto il mondo delle macchine veloci e delle moto veloci, perché mi sento un piccolo borghese malfatto che ha amato fin da piccolo la 1100, la 1300, la Fiat Berlina. Sono fatto così io, non posso cambiarmi a anni, non dico quanti, non posso cambiare, sono fatto così. Non mi piace la velocità eccessiva, come non mi piacciono le streghe a rogo. Ok? Allora cerco di capire. La Ferrari Luce non ha
probabilmente bisogno solo di un certo tipo di design, ma anche di una potenza legata però a un'immagine nuova. Ve l'ho già detto 1000 volte, io non sono legato al passato, io capisco le novità perché le novità entrano anche nella tradizione popolare rinnovandola. Quindi da un certo punto di vista la battuta di Montezemolo, toglietegli il cavallino, Montezemolo, che è il personaggio più iconico probabilmente di tutta la tradizione Ferrari, ha detto togliete il logo, il simbolo del cavallino, non è più un cavallino quella roba lì. Può darsi. Non ha una carenza logica tutto questo discorso. Però non basta spiegare che cosa sta succedendo. Il braccio di ferro tra la nuova tecnologia e la vecchia magia. Perché in fondo quel cavallino, e adesso i cavalli torniamo, guardate il potere dei simboli, questa radio è la radio dei simboli, della libertà e dei simboli. Allora, vi dicevo, quel cavallino ci riconduce, ecco, a quel mondo brado, a quel mondo prorompente, di prorompente vitalità, diceva una vecchia pubblicità, no? Ci sono rimaste in testa quelle erano pubblicità vere, no? La prorompente velocità, ma la prorompente velocità del cavallo batte la macchina nella misura in cui comunque è frutto della natura e non è frutto di una grande, di un grande imbarbarimento dell'essere umano in riferimento alla natura stessa. Quindi la Ferrari Luce, poi con quel colore tendenzialmente azzurro e non rosso, ovviamente contraddice dal punto di vista della tradizione ferrarista reale, no? Su quello che è accaduto, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto addirittura ma potrebbe andare bene per un contenitore di un telefonino, e staremo a vedere chi la comprerà, quanto avrà successo reale, che cosa il mondo è disposto a cambiare delle proprie tradizioni, ma siccome qui siamo su un filone che rimane fondamentalmente commerciale, attenzione, perché il World Trade, no, che citavo l'altra volta, il mondo del commercio è bastardo, ha delle leggi che non sono esattamente le leggi del mondo normale, è bastardo nel bene e nel male. Nel bene perché produce esso stesso innovazione fruttifera, ma nel male perché appunto è pronto a tradire perfino se stesso. E poi naturalmente, per finire questo discorso che finisce anche la prima parte della trasmissione, il nome Lux, luce, perché c'è qualcosa, ragionare sempre sui simboli, c'è qualcosa che contraddice l'ombra. Sì, perché in fondo la Ferrari tradizionale era ombra. La Ferrari tradizionale, con quel rumore sordo, un po' pacchiano, che produce a 300 all'ora, è ombra. Non è solo ombra della velocità e del potere del limite o del non limite, ma è ombra rispetto alla morte. E allora qui si vuole riportare qualcosa di vitale, qualcosa di più eterno e spirituale. Non è un caso che esca proprio in questo periodo di giugno. Siamo al break. La parola a Natalia. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia. Allora continuate a farvi accompagnare per mano in questo inizio di giugno, in questo ponte surriscaldato che ha bisogno di schiarirsi le idee. È morta Zeuli Araya. Chi era Zeuli Araya? Zeuli Araya è stata una delle attrici più significative. Era nata in Eritrea, anche se lei si chiamava Somala, si riteneva Somala, ma probabilmente è un mixage di quelle due etnie, che arrivò in Italia in seguito a una conoscenza dell'ambasciata. Il primo contatto reale, anche dal punto di vista probabilmente fisico, è quello con Franco Cristaldi, produttore cinematografico, ma già attento in passato a figure provenienti dall'Africa. Zeuli Araya è sconvolgente nella sua bellezza. Ecco il punto. L'anti-Marilyn Monroe. Vi ricordate cosa vi dicevo i miei fedeli? Mi rivolgo ai miei fedeli, ma comunque facciamo un ripasso della trasmissione di sabato. Vi dicevo, Marilyn Monroe è stata il sogno americano, American Dream. Bella, bianca, non c'è riferimenti razzisti, dico, ma quel colore era pallida, bionda, diciamo abbastanza tondeggiante, ma non troppo, è ovvio, no? Perché se no non avrebbe avuto così fortuna, e con quelle gambe, con quel sorriso, con quegli occhi, con quel viso dilatato, e si è trascinata dietro tutta un'epopea che io mi ricordo benissimo, perché la cultura popolare non dimentica. La cultura popolare di noi giovanissimi ragazzini negli anni 50, 60, 70 fino ai primi anni 70, perché il 68 in Italia è arrivato in ritardo, ma comunque non c'entra solo il 68, era legato al mondo del nord. Ecco, guardate un po' se non c'è una liaison anche con quanto dicevo prima, ma il mondo del nord dal punto di vista del genere femminile era quella roba lì, era Marilyn Monroe, oppure era quindi il mondo anglosassone, oppure il mondo scandinavo. Spesso e volentieri il modello, fino a un certo punto della storia, per gli italiani è stata la scandinava. Quando si sentivano, forse l'ho già detto, scuso se mi ripeto, si sentivano appunto questi nostri compagni nel senso di scuola, niente di più, ecco, che andavano in Inghilterra o in Scandinavia, era ovvio che tornavano tronfi di aver conquistato la Scandinava. In moltissimi film ancora degli anni 50-60 c'era l'immagine della bionda svedese. Mi viene in mente Detenuto in attesa di giudizio di Alberto Sordi, vedete come si intrecciano poi tutte le arti. Quindi un certo genere femminile che era il massimo, il massimo, dall'uomo cosiddetto Latin lover, altre figure molto criticabili e opinabili, però esistevano almeno nell'immaginario popolare. Che cosa succede? Succede il 68, succede un primo trauma nei gusti delle persone, e arriva in Italia questa qua, il mondo esotico. Voi sapete che l'etnia somalo-eritrea non è la stessa cosa dell'etnia nera, cioè africana in senso compiuto, naturalmente. Sia per tratti design, mi viene in mente la Ferrari Luce, design visivi e corporali, sia per coloritura, atteggiamenti, eccetera, eccetera, eccetera.
Zeudia Raia viene notata dai massimi rappresentanti del cinema italiano. Diciamo, stavo a dire l'ombra, certo, sempre proseguiamo su questo gioco ombra-luce, di Marilyn continua ad estendersi post mortem. Ho sentito commenti alla mia trasmissione di sabato, sì, perché la sua fortuna è stata la morte. Paradossalmente sì, perché se non moriva poi non acquisiva quell'aurea santa, la Marilyn. Ma quell'ombra della morte di Marilyn continuava a incubare una situazione, sì, anche allora di braccio di ferro, perché, l'abbiamo detto sabato, cominciavano a imporsi figure femminili diverse, molto più magre, stecchite, però pur sempre di etnia bianca. E non venite a dire che sto parlando troppo di etnie, di quello che una volta si chiamava razze. La razza non è che esista in sé, ma nell'immaginario popolare ci sarà sempre, mi spiace, non in senso razzista, in senso realista, appunto e basta. Torniamo alla bomba. Zeudia Raia. C'è qualcosa di più in Zeudia Raia. Probabilmente c'è un'antica eco di quella colonizzazione italiana dell'Africa. Quel senso un po' di colpa che ci trasciniamo dietro tutti e che vuole rivalorizzare chi allora, negli anni 30, rimase schiava. Questa schiava si libera. E come può liberarsi? Col corpo. Il film che la fa conoscere a tutti, a sfondo erotico, però non confondiamo l'erotismo con la pornografia, è Il corpo. Lì mette in luce ovviamente le caratteristiche corporali specifiche ambrate e non nere della sua vitalità corporea, somatica. Qualcuno, lì c'è un dibattito perché sul corpo, poi chi ha visto il promo ha visto anche proprio la locandina del film. In realtà Alfredo Todisco, secondo me è uno scrittore originale, triestino, aveva scritto un libro in quegli anni che si chiamava Il corpo. Perché? Cosa stava succedendo? Scoperiamo tutti i passaggi della cultura popolare in senso storico. Stava succedendo che dopo gli anni della repressione fascista, chiamiamola così in senso lato, dopo diciamo una forte dose di democrazia, cristianismo di tipo moralista, stava risvegliandosi l'interesse anche attraverso il cinema, è ovvio. Poi c'è un'ultima notizia che vi devo dire su Cattelan, che capirete il nesso. Dunque, si stava risvegliando il discorso del materialismo corporeo e uscivano una barca di libri e di film, anche ovviamente a sfondo erotico, dove il corpo lo faceva da padrone, voleva riprendere il proprio spazio. C'era stato troppo spirito, c'era stata troppa religione, in un certo senso, non è la mia idea, cioè io ragiono da storico, c'era da storico della contemporaneità, c'era stata troppa autoregolamentazione, ecco, troppo antipermissivismo, troppo controllo. Allora a questo punto, ovviamente sfidando anche la censura, si vede bene che allora era ancora molto operativa, la censura in Italia sui film, in parte sui libri, è stata operativa fino agli anni 70, metà degli anni 70, poi le cose sono cambiate nel bene e nel male, nel bene e nel male si intende, e voglio dire, ecco il fiorire di tutte queste produzioni dove si mostrava l'oggetto corpo come si mostrava l'oggetto macchina, automobile, abbiamo parlato prima della Ferrari, come si mostrava tutto quello che era stato nascosto prima. Ma il corpo non era più neanche il corpo bianco, non era più il corpo tradizionale, non poteva essere più quello di Marilyn Monroe e delle Scandinave, perché stava succedendo un fatto
singolare nel mondo occidentale: l'acquisizione o la riacquisizione a fondo esotista del valore di alcuni mondi etnoculturali appartenenti appunto all'Africa, al Sud America e all'Asia. E quindi in quel momento lì il fiuto di Cristaldi fu quello di dire: noi piazziamo l'Eritrea, la Somala, l'Eritrea, e viene fuori un boom straordinario, perché i giovani sono attratti oramai da questa anti-Marilyn. Facciamo morire finalmente Marilyn. Marilyn deve morire definitivamente, basta, non ne possiamo più. Non possiamo più delle gite in Scandinavia e in Inghilterra per riuscire a farsi la scandinava, non ne possiamo più. Siamo un sottobosco provinciale noi italiani. Per carità, no? Si ragionava così. E quindi ecco Zeu Araya. Zeu Araya è di uno splendore, oserei dire apollineo, proprio per il tipo di lineamento, di fattezza, di modo di essere, di modo di fare. E lì nascono tanti film dove evidentemente appunto viene valorizzato qualcuno anche comico, perfino con mi sembra Alvaro Vitali o Lino Banfi, scusate, persino, nel senso che sono stati dei grandi nel loro genere, Vitali e Banfi, però ovviamente leggermente più scadenti dal punto di vista dell'impegno e del significato, dove Zeu Araya l'ha fatta da protagonista. Poi quel ciclo è finito perché ovviamente lei è un po' invecchiata, lei ha preferito poi far diventare è la stessa produttrice cinematografica, ed è vissuta fino a pochi giorni fa, ecco, Zeu Araya, portandosi dietro questo mito dell'anti-Marilyn e aprendo la pista a quello che è tutto il resto nel cinema, nell'immaginario popolare, il mondo delle brasiliane. Adesso voi direte, ma tu ragioni da boomer maschio. No, cerco di ragionare secondo una linea che è di gusto, di cultura popolare di entrambi i sessi, che poi ovviamente ha condizionato anche il sesso femminile in un certo senso come modello. Basta acquistare Vanity Fair oggi. L'ultimo Vanity Fair riporta Alcaraz, perché Alcaraz rispetto a Sinner, ma su questi due ci ritorneremo perché sono due personaggi interessanti per la cultura popolare, è l'immaginario del sud del mondo e quindi di una realtà che comunque oramai anche in campo maschile è riuscita a superare le lame in un certo senso. Però appunto l'apripista del mondo asiatico, e qui non mi riferisco tanto a quell'urido commercio delle thailandesi anche dal punto di vista della Costituzione, che poco ci interessa dal punto di vista di una genuina cultura popolare, non mi riferisco all'aspetto più ancora trucido di un nuovo schiavismo, perché poi in fondo quello è naturalmente di chi ha origine africana e vende se stesse per milioni e milioni di euro anche cantando, ma mi riferisco proprio all'evoluzione di un modo di essere, di un modo di fare che ci ha portato praticamente a vedere il mondo in una maniera diversa. Però attenzione, anche qui una sottigliezza. Noi nel mondo occidentale abbiamo fatto tanti esperimenti, ci siamo innamorati degli altri mondi, non è che li abbiamo trattati bene, li abbiamo trattati anche male, è inutile nasconderlo. Però una cosa è agire secondo dei canoni di gusti estetici che comunque possono ricomporsi uno dopo l'altro in senso vitale e dignitoso, nonostante tutto. Un conto è portare avanti un certo tipo di cultura che si basa su una religione in maniera più che autorevole, autoritaria, e che impone un modello di vestito, di comportamento, di modo di essere. Chi voleva, nel mio caso non sono mai andato a vedere un film di Zeu Araya, non ci andava, sia chiaro questo discorso, perché a me personalmente non interessava, ma non interessava non perché fossi Dio, ci mancherebbe, altro pieno di difetti, ma perché evidentemente non vivevo quella connessione particolare che pure è stata molto presente in moltissime persone. I cavalli di Roma.
Che cosa avete pensato quando avete visto il video in televisione, sui social? Sui social prima o poi ci ritorniamo in maniera massiccia. Cosa avete pensato che su quei cavalli imbizzarriti che erano pronti per fare la sfilata del 2 giugno, che di fronte al rumore dei fuochi d'artificio sono andati via da Roma Centro? Io ho pensato al federalismo, ce lo diciamo fra di noi, ce lo possiamo dire fra di noi. Quei cavalli non devono rimanere a Roma, perché il cavallo è il simbolo della libertà, il cavallo è il simbolo del federalismo, dell'Italia vera, dell'Italia delle regioni. Io col cavallo, ricordate la famosa gita a cavallo di Mogol e Battisti? Milano, Roma e poi tornarono a Milano. Un esempio naturalmente, ma i cavalli sono l'immagine del movimento, no? Movimento, diceva quel famoso allenatore, movimento. Allora il cavallo va per tutte le regioni d'Italia, partendo da Cristoforo Colombo, imbizzarrito, ma è imbizzarrito per una ragione, perché vuole la libertà, vuole il federalismo, vuole che non sia più Roma caput mondi, ma l'Italia nella sua compiutezza, la Lombardia, il Veneto, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna, l'Italia nella sua pluralità, nei suoi gusti pluricromatici, e la voglia di attraversare liberamente come dei nuovi cammini francescani da una parte, ma anche di libertà laica dall'altra, che permettono di conoscere tutte le regioni italiane nella loro quintessenza, nel loro modo di essere, nel modo loro di fare. Qualcuno, siccome siamo all'80° della Repubblica, qualcuno nostalgico ha anche detto: ma questi cavalli mi sembravano un poco repubblichini, perché sarà mica stato Vannacci quel pazzo che li ha tirati fuori dalle orbite. Ma non lo so, cioè è ovvio che dicevo di Zeu Araia, no? Che era ritornata, no? La faccetta nera, bella piscina, c'è sempre quel rigurgito che è lontano dalle mie prospettive, ma bisogna riconoscere che a volte, dicevo sabato, la cultura popolare fa brutti scherzi. E allora comunque rimane quel valore del cavallo, della potenzialità del cavallo, che vuole veramente rappresentare l'Italia intera. Siamo a 80 anni, sapete cosa significa in astrologia il numero G, il numero 80? È il famoso aspetto del binovile. E il binovile è proprio l'evoluzione spirituale. Cioè siamo arrivati a un punto, dopo 80 anni, quindi dopo 80 gradi annuali dello zodiaco, cioè è metaforico ma si usa in astrologia dal punto di vista tecnico. Ebbene, siamo arrivati al punto in cui bisogna cambiare, lasciamo perdere le parole politiche, legislative, la Costituzione, lo Statuto, bisogna cambiare la Repubblica bisogna cambiare, bisogna renderla federale, libera, libertà, liberté, ma non in senso égalité, fraternité, perché quelli ci piantano dentro l'Islam, ci piantano dentro. No, la nostra libertà borghese nel senso più alto del termine, perché noi in questo momento, nell'anelito di vita che ci rimane ancora, nella forza delle nostre corde, vogliamo l'Italia federale, non ne possiamo più, vogliamo l'Italia federale. Certo, un'Italia che salvaguardi la libertà, che non accetti forme coatte di centralismo, di burocrazia, di romanismo fine a se stesso. Non c'entra più Roma ladrona, ma qui voi capite che Roma può anche rimanere la capitale d'Italia. Io lo trasferirei a Firenze, ma questa è una mia idea, lasciatela perdere. Ma Roma deve rappresentare l'Italia, non un foruncolo.
ecco, da cui ebollono le gambe, le zampe dei nostri cavalli. E vi ho introdotto il penultimo argomento, ma poi c'è la chicca finale che dice: scimitarra e martello. Vi piace? Scimitarra e martello. Però chi l'avrebbe mai pensato? L'evoluzione della falce. Scimitarra e martello. Ha costruito un proprio tribunale, Scimitarra e martello. Chi sono i due grandi accusati? Francesco De Gregori, probabilmente il più grande cantautore italiano di tutti i tempi, ed Henry De Luca, un grandissimo scrittore napoletano. Non c'entra niente con la stirpe politica, ma ha scritto delle belle cose, interessanti, gustose, divertenti, fra i migliori scrittori. Non ne abbiamo mai parlato perché, voglio dire, non so se è il genere che vi piace fino in fondo, però è comunque interessante. Bene, De Gregori si è permesso negli ultimi giorni di fare un'affermazione, ma io non voglio scendere in campo per i propal. Io sono un cantante, sono un uomo di spettacolo, sono un uomo di cultura, di cultura. Ricordate la famosa battuta: a chi ha indirizzato le tue labbra? Sì, lo sapeva lunga De Gregori. Quel mondo lì, quel mondo porco e maiale di sinistra, ha venduto le proprie labbra e qualcosa d'altro, lasciatemelo dire. Henry De Luca, anche lui, dice: no, non scendo in campo, non me la sento. Grandi, coraggiosi, eroici. Subito il tribunale di Stalin, no? Di Mao, Stalin, Maometto. Questi chi sono? Perché? Cosa dicono? Cosa fanno? Vergogna, vergogna, vergogna. Scimitarra e martello. Grazie di esistere. De Luca e De Gregori. Bilancio del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è stato vinto ancora una volta da uno straniero, Vingegaard, danese. Loro resistono, la loro potenza fisica resiste, la nostra no. Nessun nostro ragazzo ce la fa più a correre in bicicletta. Poi i padani sono una minoranza assoluta tra i ciclisti. Si salvano gli abruzzesi, parliamo soprattutto di Ciccone, ma comunque viva gli abruzzesi ovviamente, che insomma difendono la bandiera. Ma quale bandiera? Ma sì, dai, c'è la bandiera del cuore che non ha bisogno di colori, ed sarà quella dell'Italia federale. E più in generale l'arrivo a Roma, sì, certo, la festa della Repubblica, ma non era milanese il Giro d'Italia. Rivoglio il Giro d'Italia a Milano. La Repubblica deve essere, dopo 80 anni, come segno della sua definitiva maturazione spirituale, deve essere federale. Il Giro d'Italia è roba nostra, è roba lombarda, padana, non può essere romana. Va bene, lasciamo a Roma tantissime altre cose, va benissimo. E poi la chicca finale. L'ultima notizia, no? Hanno rubato l'opera d'arte di Cattelan a Parigi, dov'era il museo, dov'era? La banana. Voi sapete che Cattelan, il grande, fra virgolette, artista venete, aveva prodotto una banana mummificata, usiamo questo termine, come opera d'arte, tra l'altro milionaria come valore. È stata rubata. Lasciamo perdere i doppi sensi in questo momento, ma penso che siamo a un punto di svolta anche nell'arte, poi lo riprendiamo questo discorso in cultura arte, perché rubare una banana, voi capite, ci fa ritornare primitivi. Ecco quel reddito aduterum, quel ritorno alla vagina natale che tutti vorremmo, magari anche attraverso Strigarium, Vichinga, Camelot, e che ci riconduce qui in chiave più mediterranea. Del resto Zeu di Araia
qualcosa è contata, mediterranea, scusate, esotica, vera e propria. A me personalmente le banane piacciono, le mangio molte, ma voi capite che andare a rubare una banana è un gesto che supera ogni comune denominatore. Sì, è vero, varrà tantissimo quella banana, ma io affronto l'arte contemporanea in questa maniera, in qualche modo deridendola. Sì, ci sono le ragioni. Pensate al dito medio dello stesso Catelan in Piazza della Borsa a Milano, naturalmente. Però, attenzione sempre, noi abbiamo avuto la libertà di concedersi tutto questo, il dito medio e la banana. Ci sono mondi che non lo concepirebbero questo, perché sono traviati dalla repressione autentica, dal vero fascismo, che oggi si chiama islamogoscismo. Grazie a tutti, grazie a Natalia. Venezia risorga Venezia, per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura